il Veneto non è stato messo da parte. Ricordo che il Veneto ha anche il sottosegretario alla sanità, e quindi credo che sia ben rappresentato a livello di questo governo con il ministro Stefano e con il ministro Fontana, e quindi su questo non si può certamente dire questo. Il segretario nazionale del Carroccio getta acqua sul fuoco dopo i mal di pancia accusati da qualche esponente veneto per le nuove nomine di Matteo Salvini. Ieri in via Bellerio a Milano, Consiglio federale della Lega, il segretario deve scegliere il suo terzo vice dopo il lombardo Giorgetti e il veronese Fontana. Molti quelli che alla vigilia, alla luce dei risultati ottenuti dal partito in Veneto con quasi 50% alle europee, pensavano proprio ad un Veneto per questo incarico, ma è arrivata la doccia fredda. Salvini infatti ha scelto Andrea Crippa di Monza. I conti sono presto fatti. Contando lo stesso leader sono 3 lombardi contro un solo veneto alla guida del Carroccio. Qualcuno mormora di una ragione messa da parte, ma Darè smorza le polemiche. Le nomine le fa Salvini, dice, e noi abbiamo il nostro Fontana. Ma a deludere ulteriormente i veneti l'annuncio di Salvini, che ha spiegato che il commissario della Liga in Veneto al posto di Darè, neo eurodeputato, lo deciderà lui e non sarà un candidato al Consiglio regionale. Questo significa che saranno fuori dai giochi tutti gli attuali consiglieri regionali che intendono ricandidarsi, compreso l'attuale capogruppo a Palazzo Farroffini Nicola Finco, esclusi poi in generale tutti coloro che si candideranno l'anno prossimo al Consiglio regionale. Probabilmente avrà fatto delle riflessioni e in base a quello che ha pensato lui, ha pensato bene di non nominare un consigliere regionale. Ma vediamo, perché a questo punto penso nomini una persona terza che non ha incarichi né di parlamentare né di consigliere regionale per traghettare il movimento politico verso il nuovo soggetto che si chiama Lega Salvini Premier. Ma c'è dell'altro: nella commissione statuto voluta da Salvini per organizzare il nuovo partito non c'è nemmeno un veneto, ma Darè è chiaro, la nostra regione non è esclusa dal nuovo percorso in atto. Penso che il Veneto sia il centro, diciamo, del soggetto politico Lega Salvini Premier. Noi ci siamo, abbiamo un grande presidente di regione che è Luca Zaia, ma in questa fase è una fase transitoria, deciderà il segretario federale Matteo Salvini come e con chi passare questo difficile momento.